Oggi vi mostro una ricetta di un prodotto tipico sortinese, anfigliolata. Intanto vi faccio vedere gli ingredienti che ci vogliono. Oltre all'impasto abbiamo i fichi essiccati e la nepitella, chiamata nebita in dialetto, che però non si usa questa essiccata, ma si usa dopo che si fa essiccare, si frulla assieme all'olio e chi vuole può aggiungere peperoncino e sale e poi si può conservare in frigo. E infine poi vedrete che useremo anche lo strutto. Allora, dopo aver fatto lievitare l'impasto almeno 4 ore, Si sta... ora abbiamo iniziato a stirare l'impasto praticamente e si fa la sfoglia. e si fa come una sfoglia. Allora, questa è la nipitella che praticamente è stata prima essiccata, frullata con olio evo, peperoncino e un po' di sale e si stende nella sfoglia. Mhm. Ecco, così. Ok, Il suo profumo, sembra quasi un pesto. il suo profumo è inebriante, è un profumo che si distingue da tutti gli altri aromi, dalle altre erbe aromatiche. Allora, adesso dopo la nepitella mettiamo lo strutto. Così, a tocchetti, un po' di strutto, Ok, così, sparso un po', no? Su tutta... a tocchetti, sì, Ok. così. Allora, adesso dopo lo strutto stiamo mettendo i fichi secchi. Praticamente lo strutto dà la morbidezza, mentre i fichi secchi danno la dolcezza. Non a caso a Sortino la utilizziamo come dolce anche a fine pasto, Sempre. l'anfighiolata. Si avvolge e si mette sempre qua un po' di strutto, Mm, così, così. Poi si avvolge e si ci mette sempre. Capito com'è? sì, sì, Questo è sì, sto per la sua inquadrando, sì. morbidezza. Così Mhm, questo ci dà tutta questa morbidezza. mhm. Poi si gira ancora e si fa l'altro poco di cose che prima noi non... Cioè io ci mettevo l'olio, si può fare anche con l'olio comunque. Mhm. Non, Però quella tipica sortinese è così, però esatto, con lo sì. strutto che chiamavano sugna, no? In dialetto, la sugna. Certo, si ha Mhm, un ricavato dal maiale, naturalmente. Un passo. È sempre qua, sempre ci deve stendere questa sugna qua. mhm. È così, Fino a chiuderla. fino a chiuderla. Ora, a questo punto si gira, la devi girare. Gira, sa girare, si deve Mhm. Ecco girare. perché invigliolata, perché è attorcigliata, invigliolata appunto. Così, così, così. Scansi mi sembra si attuccigliare, Ciuccignata. proprio se... Così. Mhm. Ora Si si prende... taglia. Qua c'è il coltello, guarda. Dove c'è? Qua, qua. Adesso si taglia, facciamo Mhm. tanti pezzetti e li mettiamo uno sopra l'altro per fare ancora la sfoglia, capito? Allora Sì. questa si schiaccia così e facciamo così. Ok, vabbè, basta filmarne una sola, giusto? Questo si beh, cioè, tutto Le procedimento. facciamo tutte, va Sì, bene. sì, questo sì, tutto. Così, così. Con queste ne vengono, te avevo detto, ne venivano 4 e ne 4. Ah, visto. Infatti ne stiamo facendo 4. Mhm. Ecco, e questa così.
Ok. Questa così e questa così. E si fa la sfoglia. Ecco. Va bene. Stacco? Ok, sì. Ok, adesso li inforniamo. Adesso li abbiamo messi in una teglia con la carta forno e li inforniamo. Più o meno il forno va messo a 200 gradi per 20 minuti. Ed ecco qua il risultato finale delle vighiolate. E allora adesso ce la mangiamo. È Prego. tipo una sfoglia, allora cotto È e una mangiato. sfoglia, è una sfoglia. È una sfoglia.